Yam, yam, goppa yam ya. Yam, yam, goppa yam ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Goppa yam ya, funiculi, funicula. Ai sera nani nemene sagliette. Tu sai do. Addosso tu cuore ingrato chiudi spiette. Farmelo un po'. Addosso tu cuore cosce ma si fuie. Te lascia sta. E non te corri appresso, non destruie. Sulla guarda. Yam, yam, goppa yam ya. Yam, yam, goppa yam ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Goppa yam ya. Funiculi, funicula. Goppa yam ya. Funiculi, funicula. Goppa yam ya. Funiculi, funicula. Olla. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Il mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente senza te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Ed il giorno verrà. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vem? Não é! E dá! Não! A minha vem! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia!
Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Ecco, buonasera! Noi siamo di arrivare col nostro filò italiano, qua in cantina, qua a Serafina, Serra Gauscia, Rio Grande do Sul c'è, o anche ciò, come che voleva altri. Noi siamo italiani che porta allegrezza tutti i martedì di sera. Facciamo Edgar Locatelli Marostica con la nostra equipe tutti i martedì di sera, portando allegrezza, portando umor, portando cultura, delle sonate. Stasera pare c'è, vevate che si casa, che di vedere un gruppo di amici che abbiamo fatto con tanto gusto, che è della Italia, e di fare un giro quanto il Brasile. Credo che vi abbiate visto, vai che venire dentro adesso, scompartì, passei avanti del vostro telefonino là a tutta la vostra gente, amici, gruppi, famiglie, per vedermi. Noi siamo qua pur da mantenere il nostro italiano, che è la mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti ha portato quando si veniste d'Italia. Ecco, la nostra vera e madre lingua, quella che abbiamo imparato intanto che si ciuccia su per le tette della mamma, che siamo mai desmentegati. Mi sono nascesto piangendo in italiano. Penso in italiano, parlo in italiano, fa tante cose in italiano. A colpi anche sono mimi soldi io parlare in italiano, so io fin un uomo meno matto perché non mi desmentego mia. E questa è la nostra idea, mantenere la cultura per via del sataron, che è la lingua, i costumi, le usanze, le tradizioni, vero? La culinaria, i magnari dei nostri nonni, che fa sostanza. Mi chiama dei polentoni, loro polenta so che a vaga, vero? Così sì. Ma l'obiettivo del nostro programma, l'idea del nostro programma è rincurare, promuovere l'italiano, è insegnare, è imparare, ecco, far
questo mestiere che tutti quanti che piace in te maniera di parlare, di essere, da vivere, coi tosatei, col papà e la mamma, coi nonni, bisnoni, ecco, in famiglia che è tanto importante. Abbiamo passato una epoca un po' triste qua nel Brasile perché le sta proibito il nostro italiano, la nostra lingua dialettale di quei tempi là, e allora abbiamo perso gran tanto. Allora, noanti se veniva su il papà e la mamma, come mi passa tanta vergogna, e mi dicevano altri, non sti parlare questa lingua qua perché ne abbiamo passato anche massa. Parlei il brasiliano, ormai non adianta, siamo quanto il Brasile, imparare il brasiliano. Allora tanta gente, che ha la metà, o anche un po' più vecchi, un po' più giovani, ha perso tanto perché il papà e la mamma noi abbiamo caro, noi abbiamo la carezza dell'amore da insegnarghe. Perché ha passato vergogna, ha passato paura dell'italiano, vero? Della sua lingua che aveva imparato, che era il suo unico mezzo di comunicazione. Infatti tanti vinisti del Brasile, sapevano anche scrivere o neanche leggere, allora era solo il suo parlare e lo ha proibito. E ho passato una epoca un poco anche difficile, però siamo qua ancora, con la Sodita, con la FEIBEMO, con la Fibra, con le associazioni, con i corai, con i gruppi, con i cantanti, colunnisti, scrittori, peschisatori, radialisti, tutti quei impassionati per l'italiano, che sono i sataroni, quei che tienen su il nostro italiano, la nostra vera lingua. Per noi è un orgoglio essere qua tutti i martedì di sera e altri scompartiti. Passi avanti, c'è a vostra gente, ma gli devo parlare che lingua italiana, a mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti che ha portato quando gli venisti in tel Brasile. Allora, stasera che abbiamo una bella tosa, la Gaia Gentile, che è un gruppo, allora Nicolò, il moroso della Gaia, ma va bene, vuol dire, ma un bravo toso, e che abbiamo anche Antonello, che lui le marida con la Dani, che è De Marco, che è qua di Serafina. Allora per via di questo, ma dopo dobbiamo sapere meglio, che loro qua è a Serafina di fare un giro, perché parla anche il brasiliano. Allora, o italiano o brasiliano, va bene. Cucai a scuola dell'italiano, coi un campetto sì. Allora, accentuazione ossitone con la maestra dottoressa Loregian Pencal. Cognome Seganfredo, ecco. Così con Franco Saccardo, origine dal cognome. Perché Seganfredo? Perché abbiamo perso un dei capi del nostro italiano, che è Gennaro Seganfredo, così da Clair, Ulysses Seganfredo. Allora, quando dobbiamo parlare, fargli un omaggio a lui, abbiamo perso questo cristiano, una persona fantastica, un capo di quei, un sataron del nostro italiano, è morto ieri o ieri l'altro, e allora andiamo a fargli un omaggio speciale a lui. Se così. Allora parleremo ora il cognome Seganfredo. Gavaremo anche parlare ora acqua e fuoco. Ma come così? È che una volta, come che c'era la vita con sta acqua e anche col fuoco? Come che c'era? Allora che abbiamo scherzi qua da parlare, da ridere, da passarsela, che è importante menzionare, far venire in mente come che c'era la vita dei nostri, principalmente dei nostri contadini, quelli che c'era da stare in colonia, come che c'era la vita sua di loro senza avere l'acqua in Canada. Per farvi avere un'idea, che sta ancora un dito che dice così: a te va ben ti che te che l'acqua in Canada, perché un che aveva l'acqua in Canada era una persona che stava bene, o quasi sicuro, perché andare torre l'acqua distante non era mia facile. Guardati, allora cantemo, ridemo, scherzemo, bevemo, sì, mangiamo e se appassiamo con tante belle sonate, scherzi, le barzellette se becche appunto. Sti perdere il programma di Ancoi. Va bene, in nome di Adilnet, provvedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, quei che verde le finestre e le porte del mondo per non di arrivare fin casa vostra. Un saluto a quei della Adilnet. Abbiamo la Migi Plus, che è rason per tutte quante le bestie sane, bestie belle, che occorre rason balanceata, supplementi della Migi Plus. Abbiamo anche Paludo, tudo num só lugar, com pagamento em até 10 vezes, 3 blusas femininas por R$100. Na compra de 2 chinelos da marca Coca-Cola, você ganha uma bag exclusiva. A cada R$250 em compras, você concorre a um vale presente de R$600, sorteio dia 27 de dezembro.
na magia do Natal. Viva essa magia do Natal. Chissà che stasera femo una canzone natalina, perché siamo Driu Rivar del Natal de Romai, un'altra volta, grazie a Dio. Paludo, presentes é com as lojas Paludo, não esquece disso. Polivalente, o supermercado que tem o conceito de ser o mercado da família, de Santa Rosa, um truconaço a família, deitos! E a Cacoa Serafina, supermercado Vitória, dove che devono dare tutori i bifoni, grandi cosita, non so che vaca cagera, stasera femo i bifoni del disco qua che viene del supermercado Vitória. Gavemo anche a rete di postos Buffon abastece qua, pienisse il tanque, trucaloio, lavori, lavori e prodotti, rete di supermercados, de rete di postos Buffon, con Roselio, Jair, Lauro, Loreno e tutti i suoi collaboratori che siete più di 2000, guardate quante persone che diretta e indirettamente vive perché il lavora qua a rete di postos Buffon, di più di 30 anni, di più di 90 posti di combustibile qua del Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Piano Alimentos, ração para canga, gatti e pesci com altissima qualità e alta conversione, tuo cagnetto e tuo gatto se merita prodotti di qualità. Modello Penei di Bento Gonçalves, Penei agricola, fora de strada, importai, nazionai, e i penei che ti occorre i gavemo qua, come anche balanceamento, geometria e de là avanti. Bem, credo che mi sonai tutti come anche vodka raisca, la vodka che fa la meio caipirinha e guarda qua, come se Dio venire il Natal e final de anno, oremos, oremos, oh Senhor, con la spumante della Fante, per brindar, per celebrar momenti agradabilissimi con la donna, con l'amorosa, con la famiglia, con gli amici, celebrar, là, e commemorar la vita e l'anno che si andrà a passare via. Giusto cosita, siamo Driu Rivar. Ciao Tusi, venivo avanti o che? L'anno adianta, dopo vommi là. Vieni avanti qua Tusi, metti su che sono detta per loro là, vediamo se gli ebrai. Marinho, na passarela, Marinho e Trevisante. Sì. Buonasera! Buonasera! Come va? Bene, e te? Brai, sì, brai ballar Valtisol. Proviamo. Ballar Lussol, non hai problema? No, pesta addosso, Sì, non non si è strabuca. Mi balla tanto con careghe quando cantiamo Sì, e qua E qua scoa, no? Rumea mia donna parla con careghe. Non era donna che mi voleva, allora super careghe. Via careghe. Come stio? Ben? Stiamo bene. Com'è che va? Maraviglia, sì. Ciao, guarda che bel gruppo lì, Sì, ciao. spettacolo. Quei casi li devo scompartire, vecchio, no? Roger, come funziona? Bisogna scompartire là sotto le scritto compartigliare, bisogna che te strucchi là perché così andiamo più avanti fioi, capio? Allora scompartì, Giusto così, va bene. E da mangiare allora i bifoni? Era per far sorpresa, dite che stragà nostra sorpresa. Go stragà che ho visto là bifoni stragà. grandi così. Sì. Ma non ti sei che diceva che era qualche altra cosa, ma si fai i bifi. Ma Noi ormai... resta qua Scusa, accompagnati. scusami, va bene. Che ormai Ascolta, si avevi qualche novità? Sì, cioè, in cui andiamo a parlare, giorno 3, Eh? è stato il giorno delle persone speciali. Allora andremo a parlare un pochettino sulle persone speciali, Importante, no? Un pochettino di conoscimento, e domani, giorno 8, è il giorno della famiglia. E non anche italiani, non solo italiani, ma infatti noi altri, se abbiamo aggarato tanto le famiglie questi anni, perché siamo arrivati qua, non era niente, allora fioi e riunirsi in famiglia, fare i filò, famiglia con famiglia. Importante. Ora andremo a parlare sulla famiglia anche stasera. La essenza di una persona, il futuro di una persona, via vera. La struttura, la direzione, la viene a famiglia. Ecco, se non c'è una struttura familiare buona, sì. La famiglia la va dopo deve chissà strabucarte più avanti. Proprio. Ma andremo a parlare dopo allora i nostri pari, i nostri fioi, è importante avere una struttura proprio così. Va bene? Sì. Ma allora ecco, bisogna che scommettiamo, tacchiamo subito. No? Ah sì, Valti due sì del gremio, vero? Sì. Valti due. Ma neanche a me non sto proprio ben, mi sono del Colorado, ma i nostri rappresentanti del calcio, del football, noi stiamo tanto bene, vero? No. E l'Inter ga sorte, parlando un pochettino, che ha fatto più di 45 punti, 3 scommissio. Ma le sta il Grenal?
Telgrenal? L'arte del Grenal che ha fatto le Dividio le divisioni. acque. Ma ascolta allora. Sì, dai. Quando che ha inaugurato, il fatto che ha annunciato che inaugurava l'arena, Sì. arena è del gremio, l'arena è il campo del gremio qua a Rio Grande do Sul, perché qui che a casa bisogna anche capire. Sì, Prima sì. l'era l'Olimpico. Sì, Stadio Olimpico. Era un Quando stadio. che ha annunciato che indea inaugurar, fare la inaugurazione della arena, i ha attaccato a vendere ingressi. Subito. Ah, sì. E ciò, tutti che corrono a Rio ingressi, vara, sì. ticcio. Allora i gas, guarda che più di un anno prima, i gas cominciano a vendere ingressi. Ecco, i gas vendesti fuori a tutti. Ciò. Sì. E allora tel di del primo giugo, un vuco Intoppetà. mestieramento, intoppetata, e gente Sì. che correa tinto Pura lontano. gente. E allora ciò, genera le carreghe tutte piene, e genera un cristiano che ga comprare l'ingresso per lui e la donna, Sì. vero, pandar. E lei arriva uno dei primi là perché lui era fanatico, lui era socio, ma là, lui giutea il gremio, lui torsea per il gremio, lui voleva foghettoni, Sì. lei era brigador per il gremio, di quei te sai proprio che per il suo team Poi sangue sulla era azul. l'era azul proprio. Allora se ga sentà comincia a venire gente, tutti 60, le carreghe se numerai. Oh, sì, ciò. Carreghe Ne numerate. come una volta. Ecco, proprio così. Allora c'ho l'usentà, impienisse partutto ed è a banda dell'una carrega voda. E venendo sì, gente no. Giugo d'arena. Giugo e manca 2 ore che carrega voda, tutto pieno. Manca 1 ora a carrega voda, tutto pieno. E scomincia a arrivare gente che passa in fondo, i vardeni su si che te qualche carrega voda, Postin, per sentarsi. sentarsi, domandare, c'ho là de una scianta e il giugo le drio scominciare. E a carrega voda. E a carrega voda. E viene un cristiano. Sì. E il gavardà, non il ga a posto, ma va un 2, mi ga visca carrega voda, il va su. Sì. L'eri va su, come dire. Adesso come Ma che ga Postin. pensa, che domando, no? Sì. Allora che era Per cosa- rispetto, per ecco, rispetto. allora che era cosa insieme a carrega lì. Sì. E il ga domanda, ascolta, che a carrega lì se tua silga, dito, la se mia e non la se, ma la go comprata per me e la Madonna, ma a Madonna è morta. Ah, sì. Allora che l'altro l'è Se che ha dato commosso. un mestiere, no? Sì, ha fatto male al cuore. Sua donna morta, il gadito. Ben ecco, ma volevo domandare, ma stesso che ha detto, ma non ti potevi dare l'ingresso a un amico, un Sì. fratello, qualche dunde a famiglia? Sì, Sì, sì. poteva, ma allora se stai là del velorio. Buona cosa. Quelli era un gremista che Quel sì l'era non sta a fanatica. casa per niente di questo mondo. Sì, era fanatico proprio. E avete aver fatto un giuramento perché il giugo lì nessuno metti in casa. A te che a morte non si paga. In nome della Modelo Penei di Bento Gonçalves, Agostinho e Gelso, vero? A Gustavo e a tutta la equipe, a tutti loro là della Modelo Penei, Teocore Penei viene qua a Bento Gonçalves e anche supermercato polivalente, supermercato che tem o conceito de ser o mercado da famiglia. Viene qua prezzi buoni, diversità dei prodotti, là che è la fruttaria, ecco, là che è la padaria, là che è la soghe, ecco, proprio tutto, così. tutto. Giusto così? Proprio. Macellaio. E la soghe lo che è? Macellaio. Macellaio, proprio così. Mica idea che va a banda Sonade. i sonadori. E non ecco, va. Andiamo con Sari Bifi. Inde con Sari Bifi, proprio così. Mi così va a banda allora. i sonadori. Fin dopo allora. Ehi, buonasera! Oh, ciao! Ciao! Ecco, Valtri, o buonasera o ciao. Ciao è quando che arrivi e quando devi, vero? Così. Come stai, ben? Tutto bene. Maraviglia. Allora presentiamo i sonadori, musicisti, no? Antonello, tuo cognome e chi che te segue, chi è casa e vuol sapere. Ma mi sol ve parlo che loro se italiani, vende la Italia come ho detto prima e se in giro per il suo lavoro e anche per via della Dani che è De Marco che è serafinense. Antonello te si marida sposato, vero? Sì, sì. Ecco. Eu sou da Itália. Oh, pode falar em português, vamos ver. Sim, posso, vou tentar. Do sul da Itália, uma cidade que se chama Bari. Todos nós somos dali perto. O meu sobrenome é Boezio. Acho que é um sobrenome muito italiano e non è molto conhecido, ma também é bem italiano. Ecco. Eu sou guitarrista e produtor desse meraviglioso progetto da Gaia, che è una cantora che
já fez bastante trabalho e bastante sucesso na Itália, no mundo inteiro. Mas ainda estava faltando o Brasil. Eu, pela minha família, porque para aquele que eu tenho aqui, quis trazê-la para mostrar o Brasil. E também porque temos muitas parcerias com músicos maravilhosos brasileiros, como o Sandro Aik, que para mim é o mestre. Foi aqui trabalhar junto conosco no novo CD da Gaia, que vai sair em maio de 2022. Muito bem. Obrigado por estarem aqui. Grazie che si vieste qua. Che indegnai da venire qua, é nosso filho. Eu também quero aproveitar para agradecer os irmãos Piva que estariam aqui hoje e que cederam espaço para vocês, porque era complicado ou pensar assim, deixar escapar a oportunidade de trazer vocês aqui, certo? Gaia, e l'ora? Ciao! Ciao a tutti, io parlo in italiano come viene. Mole lá. Sono muito feliz de ser aqui em Serafina Correa com músicos, pessoas especiais, por gravar meu segundo disco, por far conoscere la mia música, para deixar conhecer. E sono muito feliz perché è tutto bello se mangia churrasco, se beve, è ospitalità maravilhosa, sorriso. Eu entendi tudo, é tudo muito bello perché se mangia churrasco. Sì, è verdade. Stasera noi facciamo il bife. Per noi è bife. Sì, il manzo. Come che non sei, sarà uma meia bistecca. Bistecca. Para nós a bistecca é uma chuleta, mas é a mesma coisa. Mais ou menos é isso, né? Preparar o Marinho, que é o nosso gourmet. Hoje, e eu quero pegar a frente hoje, porque só ele que faz. E uma hora dessa o Marinho não pode vir, quem é que vai fazer? Então vou ter que aprender. O Marinho vai me auxiliar lá, Marinho, e eu vou ficar na linha de frente, tá? Bom, voltando então. Sì. Desde quando a Gaia canta? 18 anni, professionalmente 18 anni come un gruppo a cappella, tutto de voz, e comecei a girare e cantare per tutto il mondo. Manca Australia. Só tá faltando a Austrália. Ela cantou no mundo inteiro com esse gruppo aqui. Depois ho cominciato a cantare col mio progetto e agora sono aqui in Brasile. Gostou do Brasil? Sì, molto. Ma è similare a Itália. Tanta hospitalidade, tanto calor. Na verdade, vocês estão numa região que é mais italiana do Brasil, certo? Isso é certo. Nada contra outros estados e outras cidades, enfim. Tem muita cidade também igual a Serafina. Mas eu acredito que estados, que nem o Rio Grande do Sul, não tem. Que tenha uma raiz tão profunda com as origens, com a Itália, com o italiano, com o Vêneto, enfim. Quando tu iniciaste a tua carreira, ou começou a cantar a capela, lembra de uma música que tu cantou lá? Faz um trechinho só, quero ver. Buonasera signorina, buonasera, com'è bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo va. Maravilha. Então, agora aqui no amanhã vão aonde? Amanhã é o quinta. Amanhã Florianópolis, para encontrar outro músico maravilhoso, que é o Alegre Correa. No Brasil vocês têm músicos incríveis, verdade. Que bom. Va bene. E adesso parliamo con Nicolò. Allora, io non falo portoghese, intendo pochino. Va bene, fica a vontade. Meglio parlare in italiano. Italiano, va là, vediamo allora. Chi è lo Nicolò? Chi è? Io sono il fidanzato di Gaia. Meglio prevenire. Ecco, se capivi te sugli occhi alla Gaia. Attenzione, Il tuo soprannome, cognome? Pantaleo, il mio cognome è Pantaleo, è un cognome italiano del sud.
Ecco. E sono di Bari anch'io, come ha detto Antonello, e sono il sassofonista di questo, cioè suono il sax baritono, ma non solo, vari tipi di sax, e questo è uno di quelli più grossi che ci sono. Bravo. Grande creanza. Va- Mostri che la gente la come che... Esatto, vai. Bravo. E conheceram músicas gaúchas ou não? Ah, sì. Ah, é? Conheço. Conhece música gaúcha? E canta? Querem ouvir uma palhinha da música gaúcha? É, vamos ouvir um pouquinho. Vou tentar. Vamos tentar. Ensilei meu pingo pra tropear saudade, que a felicidade regalou pra mim. Nos campos sem fim, el campos de sonhos risonhos. Ensilei meu pingo. Muito bem, muito bem. Spettacolo, no? Che brai. Sapeva mia che Valtteri, ma Antonello è che ha questa relazione più forte col Brasile, vero? Fala o português por causa da Dani ou como iniciaste antes? Principalmente por causa da Dani, mas depois a música brasileira é tão grande. E tenho muitos amigos, para minha sorte, aqui no Brasil, e você trabalha muito com música brasileira. Certo, que bom, que bom. Vamos abrir a noite? Qual é a música que vocês prepararam para abrir? Uma música de migrante, a proposito de mai, Trem das 11. Uau! Vai lá! Chiama la canha, tocar fala venherenta. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. In italiano, non posso restare ancora un minuto insieme a te. Mi dispiace amore, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Além disso, mulher, dimmi outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou
maraviglia, Marco! Che spettacolo! Sì, che spettacolo! Buonasera, Marossi, Bisogna buonasera. imparare di più la parola spettacolo. Mi è vero? Maraviglia, spettacolo. Sì, un spettacolo proprio così. ben così. A vita è un spettacolo. Ben così. Parla spettacolo! Spettacolo! E allora, da dove vivi? Città stasera, tanta gente di compartilhare. Opa! E si dio anche piacere di musiche. Devo parlare dei suonatori. Ecco, E va anche bene. che sia hai detto che sia un partecipante extra anche lì. Che Sì, Gali, io ho visto? Ho visto, io bete là. Ah sì, il dopo cagnetto. dopo facciamo qua per vedere bene. Un pastor maremano, a una cagna. Cagna, Ma la è terribile, sì, Sì. La si impianta in mezzo, quello che non così. occorre. Allora chi che cammina ancora a scompartigliare, che è tanto importante, e delle città patrocinio, Cordilheira Alta, Carlos Barbosa, Nova Araçá, São Paulo capital, Garibaldi, Guaporé, Concórdia, São Borja, Caxias do Sul, Farroupilha, Água Doce, Nova Roma do Sul, Santa Rosa, Nova Bassano, Cotiporã, Rodeio, Dois Vizinhos, São Miguel do Oeste, Mondaí, Porto Alegre, Barra do Rio Azul, onde andremo a fare un spettacolo là, giorno 17, E il giorno, pianta lì allora, il giorno 17 di dicembre, Sì. che è un venerdì sera, secondo filò natalino italiano, vero? Centro de eventos, le 7 alla sera, Corale Italiano Monteveneto con tematiche relacionadas a cultura. Fantastico, bellissimo, no? Gruppo Stella de Pietra d'Ità, quei di Ità. Bravissimi, E noi altri saremo là anche Saremo là noi, anche noi. e le contiamo fuori tutte. Andiamo a fare barulho anche Sì. noi. Allora, Nova Palma, Santo Antônio do 30 Casca, shoppingzinho, e dopo che viene a Marlene. La Marlene parlare un pochettino sobre il filò Sì, della ciao, Marlene, sei qua. Blumenau, Doutor Ricardo, São José do Ouro, Ronda Alta, Alvorada, Sinop, Antagorda, Guaporé, 13 de Maio, Oro Santa Catarina, Nova Erechim, Chavantina, Pato Branco, Espumoso, Concórdia, Campo Largo, Videira, Medianeira, Quilombo, Dois Lajados, Londrina, Sertão, Boa Esperança e Palmas. Ecco, va bene. E diranca che un musico che le becche venisse qua alla live, Fabio Grando, Opa. domani è di anniversario. Opa! Struconasso Struconasso lui, Struconasso un lui. grande amico, un parcerasso nostro. Fascia. Così, sì. Come si Va dice. bene. Mi vuoi fare un omaggio adesso, Marco, a una persona che abbiamo perso, vero Geri? Ecco, che è Clair Ulisse Seganfredo, e io conoscevo per Gennaro, con lui si arriva qua, e ne ha portato allegrezza, e ha detto che è sendato, però, ma mi e noi altri neanche non crediamo, vero? Cato che il drio scherzare, drio fare un scherzo, scondersi, perché la forte memoria è legà, e lo ga porta via. E il drio dugaro scondersi, come ho detto. Ma sappiamo che è da rente di noi altri, mai più lo desmentegheremo per la carezza che si aveva, per l'amore che si aveva per una persona o l'altra, un qualche altro, come anche a tutti col medesimo, la medesima idea da mantenere l'italiano. E lui era forte. Allora, da rente di noi altri, e da rente di Rovilio Costa, da rente di chi? De Tonial, da rente di Stavinsky, di Bernardi, dell'Usato e di altri, tutti quei che si belli andati, chi ha partito, vero? E chi abbiamo persi, chi ha un legato tanto grande, tanto forte, un esempio di gente che ha lavorato sopra l'italiano. Ecco, per mantenere. Allora questo menaio è in nome della Assodita, vero? Ringraziare a Juvenal dal Castel, presidente della Assodita, che ha questo mensaggio. Allora Gennaro, se possiamo sentirte, se perché il cielo non è su distante e nella terra la sei quasi in fondo. Allora siamo tutti ancora insieme, può star sicuro di questo. È il vostro esempio, e ne fa coraggio di seitar menare avanti la vostra passione, la passione grande che lui aveva, che lei è italiano. Allora in nome della Sodita, presidente Juvenal dal Castelli e di tutti quei che soci della Sodita. Va bene? Abbiamo anche un poema. Un poema. Che ha fatto Nascesto in Serafina, Rio Grande, di famiglia italiana e religiosa, Seganfredo, Segan mettesto in gamba. Se anche la vita fosse faticosa,
mangiando polenta e latte, da rente il fogonetto, e Gagion fa le culate, e il Seganfredo Tosetto. Cose di Wilson Canzi, Col passare del tempo e anche degli anni, si è fatto fuori insieme con gli italiani. E il giorno per stare in colonia Sapari, in mezzo ai moschetti e soffrimenti, e ha deciso di andare fuori a studiare distante dai suoi parenti. Bravo. Come il tempo si ferma mia, neanche se Ganfredo non si va a fermare, è rento dell'Accademia Avvocato e si va a diplomare. È un grande uomo. Così è andato avanti insieme con la sua donna, con la benedizione dei santi e la protezione della Madonna. Italiano, italo-gausso brasiliano, che attraversa il Rio Uruguay con destino a Santa Catarina, portando nelle sue mani famiglia, sogni, progetti infagotai. Ancora coi capelli bianchi, come la brina, può dire a tutti quanti come che se cammina. Lui sta un grande esempio del buon. Seganfredo le sta cosita, un uomo di letteratura e arte, sempre di cargar la sua slita con cultura per tutte le parti. Le sta un uomo di vita italiana, una vita impastata con farina buona, che ha fatto la sua tramontana sui principi della sua nonna. E chi che non ha imparato con i nonni? Per finire, è un giochiamo le mani, per forza è vero cor, perché le sta un bravo italiano come persona, maestro e scrittore. E quando il Signore lo chiama, che il vaga contento avanti per un'altra America fondare, lassù insieme migliaia di altri tanti, come quelli che abbiamo messo in acqua. Wilson Canzi, struconasso a te, fatto questa poesia, Bellissima per questo poesia. grande uomo, va bene? Dopo che abbiamo mensaio della fibra, Da fibra, anche da feibemo. da feibemo proprio. Olha só, dottor Paulo, em nome da Fibra, lamentamos a partida do grande amigo da família conterrânea. Na sua espontaneidade, carregava um fardo de experiência, mas acima de tudo de sapiência. Homem com um QI elevadíssimo, tal qual outros de sua família. Era um intelectual que nos impressionava pelo seu espírito de luta em querer viver e participar das atividades do Talhã. Por vários anos disse, talvez será minha última participação, e eu ouvi dele isso quando era presidente da Sudita, nos nossos encontros, e lá estava ele no ano seguinte, vecchio storto com dificuldade a caminhar, ma a mover-se fora, però firme e libero com le sue proprie ale. Ao inesquecível Seganfredo, em nossas memórias, guardaremos o exemplo de luta e perseverança pela vida, orgulho, as raízes familiares, as comunitárias, amor, cultura, a paixão pelo que se faz e pode-se fazer. Nossa gratidão por esses exemplos e queira Deus que em nossas vidas sejam inspiradas também pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo. Voa ao infinito, velho e querido Seganfredo, e peça a Deus que nos ilumine para trilharmos a melhor estrada, e peça para os outros parceiros que lá estão para vos receber, para que continuem em memória a nos impulsionar nesta batalha de levar o nosso Talhã e a cultura da imigração italiana ao grau mais alto e digno de merecimento. Paulo José Massolini. Maravilha! E de lá feibemo, né? Juntamente com seus associados, manifestam seus sentimentos pela partida do nosso professor, advogado, estudioso do Talhã, Seganfredo. As lembranças das pessoas devem ser pelas grandes obras deixadas. E ele deixou com certeza. Vai em paz, Seganfredo, te fatto la tua parte. Presidente Olindo Achilles Cassol. Ha fatto tanto per il Ha Talhã. fatto tanto. questo, Detto, visto come la gente si è importada con la sua morte, con la sua partia, Seganfredo era un uomo speciale, ecco, in estinzione da partir, persone così. Vabbè Marco? Maravilha, giusto? Mica idea che adesso Musiche. sonate, approfittiamo Sonate qui tu, dell'Italia che vai, sei vai. qua. Cosa che abbiamo parecchia, Gaia? Agora uma música da pequena cidade do sul que conta storie Lasciatemi da cantare. mia terra, amara terra mia. Ecco. Sole alla valle, sole alla collina.
infiniti e volti come pietra, mani incalliti ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Fra gli uliveti è nata già la luna, un bimbo allatta e piange un seno magro. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Maravilha, mi vuoi domandare adesso una sonata tutta quanta speciale per Serafina Correa? Posso? Certo. Certo, posso. Va bene. No altri è importante che sapei, abbiamo un festival, Festitalia, con la cantoria italiana, però si fa anche cantanti di cappella. No, sì, a cappella, però de cappella perché le cappelle, le comunità dell'interior dei santi, delle chiese, dei costumi, delle tradizioni, va bene? E un gruppo qua di Serafina, di 3 amici, che se Nani, conoscevo Nani, Giovan De Marco, suo papà della Dani, della Mari, di tanti fioi, quanti fioi io? Un desè, ciao Nani! Nani ga da 90 anni, vero? Un struconasso a lui, un incentivador della cultura, della mora, della morina, del cantar, della sua maniera da essere, del suo parlar, vero? Cosita. E allora, insieme in memoria con Alcide Benini e Tony Bacca, loro ha fatto una canzone che la suonano tutte le emissore di radio del Brasile, chissà anche fuori, che è una musica, una lettera che venista insieme con i migranti che si chiama La Colombina. E allora se si stati a casa dei nani sicuramente... Chiaro. Posso domandare per Valtri far La Colombina? Valtri che si casa, stia attenti con questa bella canzone qua. Va bene? La Colombina, la galeale, la Colombina, la galeale, ma coleale, la tocca il cielo, la tocca il cielo, la tocca il terra, la tocca il cielo, la tocca il terra, sta primavera, la vuoi sposare, la vuoi sposare allegramente, la vuoi sposare allegramente e stare arrente la notte e il dì, la notte e il dì, la notte e il giorno, la notte e il dì,
la mia amorosa, le rissa è bionda, la mia amorosa, le rissa è bionda, la ganastella traverso il cuore, la ganastella traverso il cuore, la ganastella traverso il cuore, che la risplende consolazione. Che spettacolo! Beh, sul perde, oh, qua Roger, vieni qua Roger, cosa mi dici tu? Chi che non conosce la colombina? Chi che non conosce, interpretazione bellissima, vai visto? bene, maraviglia. Benissimo. Proprio. Siamo orgoglio per Nantri qua del Serafina, non solo del Serafina, ma anche di tutta la regione, che tutti conoscono questa sonata, di programma di radio. E a quanti musici che canta, che suona, che canta, sì, vera, con strumenti o a cappella, è bella, è bellissima. Una sonata. Va bene, diamo ai nostri pazzinatori un minutino solo, torniamo in seguito, che ne ancora, Vai! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco, noti che abbiamo un cagnetto qua che ti ho visto inquadrare, la luna, La è una luna. cagna,
Dagli là un sacco di ragione da pian alimenti che stai là fuori. Gli mandiamo un saluto e i nostri sentimenti alla famiglia, ecco, di Seganfredo De Gennaro e alla maestra, la Iracy Ferrari, che era sua compagna del programma di radio, che lui che chiamava Regina. Allora lui, i nomi sui dei loro del programma era Gennaro e la Regina. Sono sicuro che la Iracy la è triste perché lei aveva un'amicizia tanto grande. Va bene, Iracy, nostri sentimenti a te e a tutta la famiglia. Tu ti perdi con questo, mi è vero? Ma va bene. Volevo mandare un saluto a quelli della vinicola Vanni Sul, che ha il vin che noi beviamo qua. Sì, che ho promesso alla Mari che De Marco che manda un vin a ella. Mi è venuta stasera, ma sorte sua di ella che va di qua, allora che mandiamo un regalo a ella, un vin. Sarà che piace qua? Moscato, ho avuto rosso, ho avuto bianco, che ne... Quel che ti te vuoi, scogli il vin, manda, scrive che a Dani che non te lo mandiamo. Va bene così? Nei Niagara. Prima sera di ascoltare il numero dei fioi che ha Nani, mi devo gridare della via: fermete Nani! Fermete Nani! Va bene, allora il vin che noi beviamo qua, il vin Vanni Sul. Ciao! Devo combinare e parlare stasera un assunto importante che a nostra gente, quando chi scommissa la vita, quanto importante era il fuoco e l'acqua. Sì. Tutto è importante, tutto. Ecco, tutto è per sopravvivere è importante, però l'acqua, senza acqua, cosa affetto. E senza il fuoco per cucinare, cosa affetto. Ecco. E scarsi di soldi o pochi soldi o niente e anche sparagnoni. Allora i nostri migranti, quando si arriva qua, nel Brasile, i ha cattato tanto mato, sì, tanto bosco e piante grandi e i ha scommissa la vita così. Allora devo parlare di fuoco, ma prima acqua, guida, vero? Sì. Acqua, perché i fai alle case dove c'era acqua. Ecco. Sì, primo posto che dove nello acqua qua. Allora se impiantiamo qua. E a colpi idea mia di farla proprio dove che era l'acqua. Sì. Perché a colpi che era busi, sassi, piante, perai, no? Allora tocca fare un poco più distante, allora tocca andare torla. Ma la fa sempre in do. Che allora qualche cosa che era i cani, una volta neanche manghereno che ne era, ti ricordo di cani. No, ma devo parlare dei primi anni, Marino. Sì, ma... sì, è il cano, sì, è come ho detto dopo. Che aveva l'acqua in Canada. Allora di acqua in Canada avanti Marino neanche a parlare. Parliamo in drio. Sì, un cristiano che ha acqua che viene dentro di casa, è signor. Proprio. Ecco, sì, mi è vera? Sì. Allora i fava la casa di una maniera di andare torla. Bon, Ghisera andava torla con la seccia, no? Sì. E per il viaio render gli aveva un bastone per piccare 2 secce. Com'è che chiamava il nome di questo? Potremmo domandare a quei casi. Sì, chi scrive? Potevi scrivere. Claro. Com'è che chiamava quel bastone che metteva in schiena con una seccia cada banda, te i trodi e dopo indea per banda così camminando per passare. Mangiare l'acqua. Sì. E indea a casa con le secce, E dopo la seccia andava dove Marino? Perché andò a seccia? La seccia perché c'era là sotto il secciare, che era un gancio, un chiodo, perché la seccia là e dopo si beveva col menestro. Col menestro. Tutti beveva l'acqua col medesimo menestro. Caldetta, non ma che c'era vai il bicchiere. Non che c'era il bicchiere. E neanche geladere. E neanche geladere, poi non era luce. Non che c'era il canecco. Il canecco lo veniva dopo. Non so come si chiama. Canecco per noi lei in brasiliano sarebbe una bottiglia. Qualcosa così. Ma allora il menestro già era piccavia anche quel della banda della seccia, cada uno della c'è per menestro, ecco. E guai Dio buttare fuori acqua. Tocca sparagnarla. Sparagnarla. Ciappa quel che ti bevi no trar via acqua. Allora che n'era acqua per le bestie? Sì o no? Che n'era acqua per le galline, acqua per le bestie, acqua per i porchi e no altri mi penso. Ti portai acqua ai porchi, Marino? Sì, col baldetto, non da me epoca. Allora col lebeto fatto di concreto e a colpi il pain di vedere da cicchero e vedere c'è il lebo secco di acqua. Dizia tu sei il lebo quale Dio c'ha par fuoco. Senza acqua. Sì, gli fava i lebi con una sapeta
con una torrada, cosita, sì. e fava senza doparare il chiodo. No, iscarpellea. Ecco, con la sapetta e cavea e feia lebi cosita per le bestie. Sì. Era una cosa primitiva i primi anni. Gli doparava la testa e la forza, la sapienza, vero? Per farsi le cose senza spendere soldi. Importante questo, no? Proprio. Cosita sì. Sì, sì. Ma a me ne penso di gente che parlava che c'aveva una taquara. Come si chiama in taquara in italiano? Sarà? Taquara? Taquara su. E gli spacchi i gruppi? Sì. Sì o no? Come fare i cestoni, no? Sì. E l'acqua, la Corea? Dove che c'era un poco d'arente. Sì. La taquara che insieme ad un'altra, così davanti per arrivare da rente casa. Ma che c'era le sorgente, che c'era le fontane, dopo si fava i pozzi. Sì. Sì, il pozo, con la forchia per cattare acqua. Avevo fatto una dimostrazione, vero? E bagno, come c'era l'igiene una volta? Una volta a settimana, ogni tanto. Qui chi c'era tanto igienici che se nettea proprio e fava il bagno a Danilo, non sa ti ridere, era così. E fava il bagno una volta a settimana e tanti che non era acqua a casa e fava il bagno sul Rio e se nettava dopo il Rio. Le donne anche, e strassi, se passava un strasso così, le donne, ecco. Mia vera che sì, così. Se andiamo a battere soja nell'inverno, se arrivi a casa, se tira sulle braghe fin che le rivea, da là in dosso se la vede, da là in su. Niente, allora il collo, la faccia e i bracci. E il sabato allora si andava a tomare bagno nella bagnera, che era la patente, la bagnera. La bagnera anziché aveva un regador, un mastel della Marine, con una torneretta, con un ciuveretto. Ma lì era becca avanzata. Sì, là già era becca, ma lei 50 anni anche. Sì, ma allora già era becca una cosa un pochettino sì, già era un po' più moderna. Io mi penso della gamela. Ah sì. La gamela che anche quella era fatta Vadi di capire cosa noi parliamo o no? Sì. Ecco, allora sta gamela anche a quella c'era un socco, un burel, sapone anche a quel e metteva dentro quest'acqua là e fava il bagno, si andava con un baldo, con una seccia di acqua tepida, dell'inverno, morna, butteva dentro e se la veno, mai diceva la mamma, l'aveva bene la testa, gratteva sta testa, no? Mudou muito. Uma vez a gente ia pro banho e lavava a cabeça. Hoje as pessoas não lavam mais a cabeça, elas lavam o cabelo. Sì. Sì o no? Lavò il cabello e a cabeça. Proprio. Perché automaticamente lavando a cabeça lava também o cabelo. Ai, vem te fai. Bom, a evolução do banho. É ou não é verdade? E dopo lo rega fatto come Marinho ha detto una lata, un baldo di lata e picca via coi busetti di chiodo fatto, chegava là, tirava tutta la roba, pegava il balde, giocava lì e se lavava rapido perché quando terminava acqua mi verdea un pochettino. Ma che aveva torneretta anche? Sì, che era torneretta. Sì, allora verdea un pochettino, mi bagnea, mi saunea, dopo mi dea una buona lavata, dopo mi risentea e te affin se sobrea ancora un poco di acqua, allora se despicchia al cose se viria da può darsi a resentata. Ma che bagno che spettacolo. E adesso quel bagno lì toccaria tornare in Drio per le nostre fiole, quelle che hanno 14, 15, 20 anni, la mia quelle che ha 19, quelle che sta mezza ora sotto il sciuvero, dell'à in su, dell'à in su, ecco, e lavarsi che, nettarsi che. Sì, che una volta al manco basta. Sì, perché una volta c'era man sporche e lavorava fuori e era sporche, mancò. E sta mezza ora, 45 minuti sotto il sciuvero. Lei va col cellulare, mette la sonata, ascolta musica, toma bagno e il contatore. E il contatore si ascolta dell'istante, cioè. Ed è rosso il mestieretto là. Ma mi è tempo che ho compromesso di dargli tanti minuti. Finio i minuti in darla fuori, taccate. Oh Veronica, ti prepara che vai a faltare l'uso banho. Uda só de endereço, né Marinho? Tutto compagno. Então, allora così, la importanza della acqua, vatti si di scrivere lì. Oh Roger, gali scritto che ora che il bastone là che si portava due baldi, due secce, no? Ecco, allora... Si può dire.
Bigol, Bigol. è il Bigol, guardati, c'ho poro Bigolo. Il Bigol, quanto importante che l'era e l'acqua, Sì, ciò, E cosa andai in colonia a portare il garrafonetto di acqua? la bottiglia, no? Perché a colpi e il corotto. E i primi anni c'era la succa. Sì. E che c'è Sì. succa, ma l'era il porongo. Sì. Ma loro mi ne penso tanto bene, c'è succa. E c'era Sì. il porongo, quel che femo a cui. Sì. Sto parlando in cui, guarda cosa che abbiamo qua stasera. Allora qua, se veniesto la Kelly qua a casa, a me ga portare una erba mate e vida. Valtri di saper tanto sopra questa erba mate qua. Ecco, casè buonissima de prima riga, metti via quel nome qua. Mate vida. E poi beve il cimarron che vola acqua. Che vola acqua. Allora, ecco, la cuia era importante. Sì, ma ma importantissima. E anche a fuoco. Parliamo del fuoco Parliamo adesso. un pochettino di fuoco. Parliamo del sì. fuoco. Buon. E il fuoco, mi ne penso tanto bene, che quel che c'era secco che dai il fuoco. Brusea. Brusea fuori tutto. Mico a casa quando dà fuoco. Ancora? Ma adesso sono drivo a brusare i pinetti americani che gli devo incomodare là, sì. disturbare per passare. Ma allora brusiamo pinetti americani, i tocchi, sono le ponte. I resti. Quel che non si fa più niente perché il pinetto americano da mia per mettere il fuoco del fogone a casa, da mia. La galna a resina, vero? Sì, stroppa il cano del fogone. Sì, ma allora una volta le mede, vero Marino? Quando si batteva la soja, quando era tanta rampeghina o iesa secca per andare bene a largo, che devo un fuoco. Sì, e a colpi su arriva così. Quando che scappava il fuoco, ma signor, tante che volte scappava il fuoco. Se fia la strada, no, anziché dire, fermo una strada che con il la fuoco, sappa, vero? Ma a colpi quando veniva un pochettino di vento, brusia, scappiate il vicino, allora la barufola era fatta. Sì. Per amor di Dio, la barufa era ascolta, fatta. adesso parliamo. Valtri casa, dopo parei i fuminanti. Come Valtri che chiama i fuminanti? Fulmini. Fiammifero, guarda ciò. E tanti chiama anche un altro nome. Non ti sempre chiama fulminanti. Sì, ma che ne è un altro nome anche. Bon, mi me penso, ascolti questa qua. Mi me penso tanto dei poariti che sera. E a colpi non tanto da essere poariti come pasparagnar o no vergine. Perché se non te ne avevi a casa, non te ne avevi accesso, non te ne avevi possibilità di andare là te la venda e comprare una scatola dei fuminanti, no? Allora, o assar rento del fuoco, perché in colonia non si aveva il fogone a gas, e c'era solo che a legna. Allora, intaccava il fogone e non si smorzava mai. No. A notte, avanti di andare a dormire, metteva rento un tocco di legna forte, una bragara o un gruppo, e sarebbe la portella per non avere pericolo di ciappare fuoco, e si manteneva fino al dì. Onde là dopo, e quanto soffiare, Marigno il cappello, Marigno il cappello. Ah, quanto con sto cappello far fuoco. Purché ci ha pensato. Sì, ma ascolta questa, mica ho visto la casa con una facca o se no con una gilette di tagliarsi a barba o quel che altro là, lo che è il di tagliarsi a barba. La navaietta. La navaia, sì, tagliare un fuminante in medo. Per fargliene due. Guarda solo che punto che siamo arrivati. E mi ricordo di due cose, Manosca. Una, che dopo di brusare il fulminante si doperia per pannettarsi i denti, per pannettarsi i denti col stecchetto. Sì. E un'altra, a colpi di toccare da rimprestio da una cassetta di fulminante, che in coi le 20-30 centavi, so neanche quanto che costa barato, vero? E tocca scendere in prezzo perché si schiappi a senza. Ecco, ma allora anche adesso parliamo sulla importanza del fuoco, perché quando chi se venisti qua, i nostri italiani, i nostri migranti, quando i tratto do le piante, non c'era come portarle via. Com'è che te devi piantare? Se no, tu che andare del fuoco, brusarle. Fuoco. Punto e basta. Allora fuoco, ma de che le foghere, che le bampe che andè alto, per amor di Dio, quei matti, piante grandi così dopo in c'è fuoco. A colpi restea là 8 di fuoco. Te un socco, te una radisa. E conta anche che i primi anni che c'era le tigre.
E allora il tigre che aveva paura del fuoco, lo rifia a fuoco durante tutta la notte importante. per spaurare il tigre, Sì, che aveva paura. fuoco intorno alla casa Sì. per spaurare le bestie selvatiche. proprio, ecco. Questa lì. E per il mangiare, per sopravvivenza, quanto importante era il fuoco. E Ecco. i primi anni proprio c'era il fogolare, che la mamma, la casa che si ancora, te che hai visto l'altro di Marostica, era una corrente inchiodata, una cadena con una scudeletta, così tipo una calieretta, e fia fuoco intera, e con una mano tenia la caliere con che l'altra smissia la polenta. E sto fogolare, tante case non aveva niente di piso intero, Sì, non era- c'era legna, non c'era la madera. Son no? battido, terra, Era son terra. battido. Ma se noi fai un casson, Marinho, Sì. un casson, ecco, quadro, metti vede di 1,5 metri per 1,5 metri, e rento terra. E il fuoco insieme a te che a terra lì. del casson. Proprio così. Sì. Ecco, Importante importante queste curiosità. del fuoco e dell'acqua. Il fuoco Quanto e dell'acqua. importante E è poi tocca stato stare e- attenti con queste Sì. due cose. Il fuoco non si scherza, non si può dare fuoco più niente. E acqua la Mi Dio parlo felice. dare fuoco qua a casa, un muccetto, no? Ma se no anche l'acqua bisogna osservare di sparagnare l'acqua. Sì. Non ti vedi dove si modri andare? Ecco. Quanto è buono un bicchiere di acqua fresca? Sì o no? Allora sì. sparagnare di più l'acqua, va che domani o dopo, se ci abbiamo grammi, mi è vera che sia così? La tendenza è dar scarsiare acqua. Ecco. Bene, Ora, mi chiamo una sonata. ecco, sì. Dopo della sonata che è una frottola. Opa! Allora dai. Dai a In suonare nome di dopo. Adilnet, provvedore di accesso a internet e tecnologia fibra ottica, la Migi Plus rasson per tutte quante le bestie sane e belle e supplementi, botta super leve Baspan, il meglio stival che Gap sta in tel Brasil, basso e pancotte, ga di più di 10.000 items di prodotti distribuiti per tutto quanto il Brasil. Polivalente il supermercato che tem un conceito di essere o mercato da famiglia di Santa Rosa e mercato Vittoria qua a Serafina, vodka Raisca, la vodka delle meglio caipirinhe e proprio. Oremus, espumante Oremus, Paludo, sua moda, seu estilo. Com a cada R$250 em compras, você concorre a um vale presente de R$600. Sorteio dia 27 de dezembro. Viva a magia do Natal com presentes da Paludo. Cosita, rede de postos Buffon. Sì. Com abastece qua. Gavemo anche Pian Alimentos, ação para Cangati e Pesse e modelo Penei de Bento Gonçalves. Na música, com voate lá. Vai lá! Del que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. O que a vida fez a nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o meu desejo tem melhor prazer. O meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim. Eu quero sentir o teu corpo pensando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me embraça devagar, mas beija-me, faz esquecer. E agora in italiano. E poche fa, se resta a dire quel che non vorrei, se presti tutto non respiri più, ma poi fai pace, non ci può passare, perché in da vita non si può mai sapere. E poi che fa, a parte tutto ricomincerei, ma è forse bello avere un anno in più, partire in fretta e non trovarsi mai le cose che servivano di più.
Bem que se quis. Bem que se quis, belíssima. Uma folclórica, estão pedindo lá. Italiana? Italiana? Qual? Uma música che non precisa da presentazione. Uau! Vai! Vamos. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapita e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. E volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. E volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh, volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con você. Ah! Oh, sabe o que eu lembrei agora? Pera aí. Eu vou ficar aqui, ó. Uma palhinha de rock sai ou não? Ah, é? Então prepara aí, tá? Prepara aí, vamos lá. E allora, Tusi, Marinho, bene, cosa tutto dici tu pulito. questa gente? Spettacolo, spettacolo. Maravilha. Ma ben feito per Nicolà. Perché? Che ha conosciuto la... Nicolò è questo? Sì, ma allora le mie parole della... Sì, sì. Della Gaia. No, Así la che si parona delle... Ben feito, ah! Bevi, cara! Bravissimi. Va bene. Ascolta, Marinho, sei andato a pescare ancora te? Ma Dio! Marinho non va a pescare. Oh, Tasi, sono un Ma che tu esimio, perché sentiu dire di un che mansa bestie, no? Sì, ma un guarda che te. mansa can, mansa... una giunta de boi, de boisetti, cavai. E che chiama anche il nome giusto addestrador. Addestrador, sì. Ma che tu sentiu dire ancora di un che è addestrador de pissi? No, quella no. Ah, va! Ma andiamo, mai sentito dire? Attenzione, Valtteri, che si driva a assistere il nostro filò. E anche un saluto a quelli della Pian Alimentos, che garra son per Sì. pesci. Guardi là una persona drio a mansar, drio a destrar pesci. Mostra che là Josiel. Caria sol qui. Che costretto! Tony, o Beppe e o Bob. Agora pega de novo, vou botar que é domesticado. Tu quer vir, né? Ó, Cocinha. Isotônico. Ah, chega.
Vou pegar aqui, ó, tá vendo? Vem. Vem. Ó, Marinho, Mia vera che il diga mestiere. il nome, Tony, Beppi e che? Bobby. Bobby. Mia vera che... Che n'era il Gigio? No, il Nani. Gigio è Giovannini. morto. Gigio è morto, Sì, Nani. Gigio è qualche anno. Che ancora i pesci, ha i nomi. Perché i pesci, 3 pesci là che mo pescai una ora prima di metterli là dentro. Cioè, ma ti sei stato presto allora a mangiarli? Ah, sì, cioè. 3 ore per domesticarli. Un saluto a quelli del supermercato polivalente, supermercato Vittoria, che mi va a mandare il mangiare. Ah, sì, Stasera i Tusi va a provare i nostri bifi. I bifoni. I bifoni, ecco così. E anche a modello Penei di Bento Gonçalves te corre Penei per camioni, macchine pesate, fuori da strada, agricola, per frotte di auti, te corre balanceamento, geometria, arrangia le gomme sbuse, posta su il filtro del radiador, lo netta, radiador no, del air condizionato, ecco, là te a modello Penei di Bento Gonçalves proprio così, il filtro del radiador, filtro do air condizionato, lo netta, perché a colpi non ora mia pulito lei il filtro, quando verrà lo riposta anche a quello. Ora, avevamo qua Bento Gonçalves, allora questa bella loggia di buon attendimento, saluto alla Vera anche, no? Va bene? La modello Penei di Bento Gonçalves. Ascolta bene. Vieni una, mi dico. I nostri migranti, quando si venissero d'Italia, loro aveva mia il costume, l'abitudine da adoperare, ascolta bene Antonello, da adoperare la roba sotto, la roba intima se che dice qua, no? La roba sotto. Allora le donne non adoperano le braghette. Sì. Come che chiamiamo le braghette delle donne? Mudande anche delle donne? Ecco, allora, Tanto, mudande delle donne e mudande degli uomini, non lo parava niente. Allora ste famiglie e gas cominciò a sentir dire che quando c'era il Brasile, i brasiliani doparè. Allora bisogna doparare anche noi altri. Allora le famiglie andavano in paese, del commercio, case di roba, e comprava ste roba. Allora, secco e moleato. e allora arriva là e comprava 2-3 metri di sta roba intorciata su, infagottata, portava a casa e la nonna tagliava su e fe budande per tutta la famiglia, tutti i compagni. Comprava 2-3 metri di roba, ma non te pensi fe camicie tutti i compagni. E lei era roba da gioca con i pittini. Sì, gli c'aveva roba della oro. Vi pensiamo roba di lavoro, no? Sì, roba di lavoro, che ne era a volta un mondo, che ne era che bombasina, che canzonetti di Banlon. Banlon. Beh, allora c'ho che ne era un cristiano che anche a lui ha sentito dire che dopare ste mudande, allora ha pensato che detto anche a me mi crompo un paro di mudande, e allora lì innamorava che aveva una bella amorosa, e allora lui è andato a questo paese, ma quando lei arriva là non gli abbia io coraggio di dire che mi vuoi un tocco di roba per farmi un paro di mudande. Allora, vergogna. Vergogna, no? Sì. E allora ha detto mi voleria che un tocco di sta roba lassù, e allora butta là e com'è che chiamava la pesta intera là, e verdi fuori, che il metro là, e mesurea, verdea fuori. Quanto avuto? Ha detto dame 2 metri, ma lui neanche ha idea quanta che idea. Allora compra questi 2 metri, il pagà, e quando lei arriva a casa, lei era vedova sua mamma. Ecco. Allora l'ha detto, cosa conti di fare questa roba? Mamma, fammi un paro di budande, ma per cosa te che comprare tutta sta roba? Qua con mezzo metro, te fai un paro di budande. Te fai un paro di budande ancora che infanza. Allora gli aveva comprato 2 metri, e con mezzo metro la fai, allora lui le vegnesto il sabo, che andava amorose, e allora che metteste su queste budande nuove, ma se stimea tutto, ma pensa, e allora il ga imprima queste budande, ma caso lui non era e costumato queste budande. Mai doparata, quando l'era di andare amorose a cavallo distante,
voglia di fare i suoi bisogni. Ecco. Allora hanno detto in mezzo il bosco, là in mezzo alle scapoere, là, e gassa il cavallo della strada, è andato là, guarda in qua, guarda in là, si posta su, cava su le braghe, cava su le budande e picchia via su una rama. Sì, e fa i suoi bisogni. E fa i suoi bisogni col fenice tutto pulito e tira. Pianta sulle braghe perché non l'è costumato e Gamia smentegai budande là e smentegai budande là e è andata amorosa quando lei va a casa d'amorosa a casa d'amorosa va amorosa in magna in cena pulito in sala lei si innamora un qua e un la via non neanche pimenta no tasi se cade smentegai che gassai là non visto pienamente perché lei era costumata sempre senza e allora lui non si cade in corto che le gassai là non si cade in corto allora gli ha detto amoroso così guarda quando tua mamma va a letto, va a dormire, ha un bel mestiere da mostrarti. E la curiosa, ma sarà che anche tu caro, te dare cara, quando tua mamma va a letto con un bel mestiere da mostrarti. E ha fatto un suspense mestieramente, vai là da una stianta, la mamma, guarda che va a letto, guarda di far pulito, allora col ciaretto, va, allora il ciaretto tornando la via in fondo, tutto messo scuro, là un qua e un là, e viene da rente, là da una stianta, e il valto il ciaretto, mette insieme a te a tola, arriva da rente il gadita. E l'ha detto, ma allora mostrami tutto quel che ti hai fatto, Vito, che ti vuoi mostrare, mostrami. Che cosa bella che ti hai E allora lui ha detto, parecete, verdi ste botteghe che era 7-8 bottoni. Quando che il ha tirato solo le braghe così, e se aveva smentegato che non le aveva budande, e la si è andata in giro e ha detto, signor Benedetto, non sta a spaurarti che ha detto che non altro metro e mezzo casa. No, ma Lucy se aveva smentegato no ben ciappai adesso qua dopo chiamiamo i nostri pazzinatori culturali quelli che dà forza al nostro filò torniamo in seguito con Sonade vai là Josiah minha vez e dá a minha vez não é nada No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
Ave! Ecco, un ringraziamento speciale a quei che dà forza al nostro filò. Altri consumatori, da per dire, clienti, di che opportunità, vero? Preferenza ai nostri appoggiatori, coi suoi prodotti e lavori. Può essere così, che loro continua qua con noi. Cosa è vera. E ecco. se continua qua perché altri sapete che il nostro programma porta tanta cultura, tanta allegrezza, sonade, robe nuove, differenti. Allora è importante valorizzare queste persone. Capito? Ecco, questi patrocinatori. Ecco. Ma ascolta, andiamo al Paranà. Andiamo. Parlare con chi? Chiamiamo chi del Paranà. E non solo a Paranà, come Valdi che si stime che volevi mandare qualche video, qualche cosetta per farvi vedere, farvi sentire. È importante, il nostro filò è aperto per tutti, no? Sì, e lo chi che viene parlato Marlene Comin, ecco, viene contare solo il filò che ha a Shoppingzinho. Là a Shoppingzinho fa un filò che sta... A Shoppingzinho resta a regione de Coronel Vivida, de dois vizinhos, che a regione lì, vero? Là da Rente, lì da Rente. Chissà che andiamo a fare un spettacolo. No, ma andiamo a fare. Va? Sicuramente. Ma stasera? Andiamo anche stasera. No, stasera. Parecchiamo con tempo che mi parlava belga con Marlene, noi andiamo là a fare il nostro spettacolo. Un giorno d'italiano, te le scuole, te a terza età, te a tutto il municipio, il paese, e chi che vuole anche può entrare in contatto direttamente qua con altri, può iscriverti a live o con Marostega o con Marco o con Marinho o con me e portare la nostra equipe a vostra città per altri fare un giorno d'italiano, capito? Avevo capito? Bellezza. Bellezza. Vai Marlene, dici qualcosa là, muovete fuori. Lei con te Marlene, andiamo. Andiamo sì, andiamo no, andiamo stasera a far filò. Allora, la cosita, il nostro filò italiano è una bellissima cosa che sempre siamo di fare. Para que todos entendam o que é um filó. Filó não é um personagem. Filó é uma tradição que principalmente trazida pelos imigrantes e principalmente o italiano. É isso que nós queremos deixar claro neste vídeo. Os antigos, os imigrantes, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles chegaram com muita saudade, com muita tristeza. Então, eles moravam perto um dos outros e às vezes longe um dos outros. E como eles faziam para se encontrar? Eles faziam essas reuniões que ganhou o nome de filó porque ele é femmine, ela restea lá pela estrevaria insieme com gli animali, che bestiolette, para far fil desfiar a lã da ovelha. E allora gli diceva così, andiamo a far filò, ma andiamo a far filò, desfiar a lã. Com o tempo isso virou uma tradição. Depois, com o tempo mesmo, hoje nos dias atuais, nós chamamos de seron. Mas o filó, então, tem essa característica de reunir as pessoas para confraternizar. Cada um levava alguma coisa para compartilhar. Essa tradição ainda nós continuamos cultuando ela. Bom, isso é o filó. Nós, nessa vez, pela primeira vez, nós usamos o filó italiano, na língua italiana. Por quê? Porque o italiano é a nossa vera língua. É a língua que nostri antenati iga portar. Graças a Deus, o Círculo Italiano de Shoppingzinho, Círculo Vêneto Ítalo-Brasiliano de Shoppingzinho, tem essas características. Há muitos anos a gente faz os filós italianos e a gente, então, cada vez mais quer deixar essa preservação. Lá na cozinha tem uma equipe que prepara o brodo, já desde tarde, se o filó é à noite, né? À tarde já inicia todos os preparativos do filó. E começa os preparativos do brodo. As pessoas doam os frangos, as galinhas, né? E para fazer então os brodos.
quando inicia o filó, a gente sempre procura lembrar de agradecer a Deus. Depois das orações, a gente faz então umas cantorias, principalmente músicas italianas. Dopo de tante cantarole, aí andiamo a mangiar. Aí a gente come, aí vem toda a confraternização, bebe ou toma o brodo, se canta muito, muito, e lá pelas tantas, daí a gente então também dá prioridade, porque como vem muitos cantores... Então o filó para nós, descendentes de italianos e que estamos aí preservando, principalmente o círculo italiano, né? A gente tem então essa vontade que está muito forte em nós, né? E a gente quer preservar isso de uma forma fantástica, né? A todos que compareceram no filó e que futuramente desejam participar do filó, estamos abertos. E nos próximos filó, esperamos você. Beleza? É isso aí! America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lei un bel mazzolino dei fior. Maravilha, eh? Bravo lavoro. Brava Marlene, eh? Bello Ascolta, lavoro. parlando in fior, nella mia la scuola qui. Sì, andiamo a parlare adesso della scuola d'italiano, Cucagna scuola d'italiano. In cui andiamo a vedere l'accentuazione delle ossitone con l'ore mi, la maestra l'ore mi, che va a spiegare allora come che si fa l'accentuazione delle ossitone. E anche vuol dire che chi vuole comprare il libro, la grammatica dell'italiano, le sol fare il PIC, sarà quale qua sotto, 519 9188 0546. E il valore di 52 reali del nostro stato e 60 reali per altri stati fuori del Rio Grande do Sul. Capio? Andiamo a vedere. Vai Loremile, è con te. Buonasera, continuiamo allora con le regole sobre l'accentuazione grafica del italiano e cominciamo poi con le parole ossitone del italiano, come funziona allora l'accentuazione con queste parole. Bene, la prima osservazione importante è che se la parola è ossitona o anche se ela é monossílaba, sempre que ele viene finite in consonante, in italiano non le porta via l'accento. Per esempio, la parola pin, pian, anche la parola capir, o la parola fil, e anche la parola pan. Guardate che nessuna parola di queste le porta l'accento nell'italiano. Tutte le è finite allora in consonante. Queste due ultime le è ossitone e monosillabe, no? E queste qua non le è mia monosillabe, ma tutte e due le finisce in consonante, allora bisogna restare attenti a questa regola sopra la formazione di queste parole nell'italiano. Adesso, se la parola è ossitona e la si finisce in una vogale e la gena P di una sillaba, allora queste parole in italiano le è sempre accentuate.
Per esempio, della parola così, la parola magné e la parola virtù, tutte leggono depende una sillaba dell'italiano e le porta sempre allora l'accento. Sipia e l'accento chiuso, serrato, sipia e l'accento verto, come altri bel che lo sapete, va bene? Le parole ossitone legga ancora un'altra regola che vi porto nel prossimo video, va bene? Allora, continuiamo studiando l'italiano e andiamo avanti. Brava? Brava, Loremè. Spiegazione ben chiara. Qui chi si casa e poi scompartir quella parte lì, Sì. far la gente sapere e guardare ancora. Sì, tornare se in può, drio per imparare guardare. pulito, mi è vero? E a me roba anche se comprare, adquirir la grammatica, il libro, Mi è proprio vera? sì, E ora ecco. così parlarti sempre che manca scrivere, allora te puoi imparare. Mi è vera? Sì. Giusto? Demo al cognome Seganfredo del nostro amico che abbiamo perso, vero? Gennaro, e chi fa questa parte è Franco Saccardo, nostro amico qua di Flores, lui dice, di Nuova Trento, Flores da Cunha. Vai là, Seganfredo. Seganfredo, allora parlare un pochettino del cognome Seganfredo, il può venire da un nome medievale germanico, Sigafridus, che è dopo da origine italiana, e ha tante varianti come Segafredo con doppia D, con due D, e il Z raro è seccata ante la provincia di Padova e nel Vicentino. Segafredo con una D è il Z tipico del Vicentino, in particolare nella città di Gaglio, nell'altopiano di Asiago. Maraviglia, Segafredo. Segafredo, se non è la mia. Segafredo. Quercete. Che se quercete, ecco. Significato, cosa significa? Il significato del Seganfredo, sfrido, pace, vittoriosa. Sigfrido. Ecco, proprio, bravo. È diffusione seria. Seccata de P con il cognome Seganfredo nella città di Mason e Breganze, in provincia di Vicenza del Veneto. Maraviglia. Così. Tutto Mico bene. idea che ci abbiamo una sonata? Penso anche a me. Momento romantico. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, non ti lascerò e ti regalerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non mi fermerò, ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Bravi! Sento cosa che mi ha detto prima? Che va a fare una natalina. Ah sì? Sì, ma in dicembre verso, no? Ecco, Ormai verso il ora. Natale, sì, qua del Nasciano. Marino! Lo sito Marino! Vieni qua. Sono Vieni, qua, Marino. sono qua, sono qua. Sito qua? Sì, sono qua. Parliamo Che solo di due belle date speciali scarpette che gava il Marino. Belle sì, brutte no. Scarpette soi belle, anche a Marino lega.
Guarda, oh. Che ha fatto invidia a Antonello con che scarpe lì. Sì, c'ho i gaetani rossi, vedete che le vendo. Ma lei care, Antonello. Ascolta, andiamo a parlare sopra. Paghi tu in euro? Ecco, sì, Marosca. 3 di dicembre, giorno internazionale delle persone deficienti. Sarebbe neanche a dire Persone deficiente, speciali. persone speciali. Persone speciali. Persone speciali. Eh. E te sai, Marosca, che 10% della popolazione del mondo ha qualche deficienza fisica o mentale. E qua del Brasile... Che poi, anche noi altri che abbiamo tutti che ha qualche deficienza. No, no, ma siamo Dio parlare serio. Ma lei è serio? No, per dirti la verità. Ma lei è serio, sì o no? Sì. Perché tutte persone non te sei 100% perfetto. Sì, o no? Sì, o no? Sì. Ecco. Allora. E qua del Brasile lese di più del 20% delle persone che ha qualche deficienza. Sì, è importante, vero? Ma per ti vedere, Marosca, 40, mi, ti, Roger e Marcos. Sì, 4. Mi, go, persone della famiglia con deficienza. E Marco anche. E le persone speciali. Mi sempre lo dico, se il mondo avesse la purezza delle persone, la innocenza delle persone che ha qualche deficienza, qui di sindrome di Down o qualche al mondo sarebbe ben meglio di come che lei. Non mi pare di essere furbi, di più di loro, invece siamo ben più bauchi, loro sarebbero ben più umildi, più onesti, più puri, loro non hanno maldade, le persone con deficienza. Mi ho una vicina che ha sindrome di Down, ma mica vuoi gran bene, ma te vedi la purezza, non né maldade del corazon delle persone lì. Proprio vero. E un'altra, se ha una carezza speciale, è vera. Se guarda queste persone con altri occhi, un'altra maniera di attenderli e così, mi è vero? Allora, ecco, solo menzionare che bisogna attendere meglio queste persone, attenderle meglio che se può. No, anche abbiamo là a Pae, grazie a Dio, a Serafina Correa, ecco, quasi tutte le città legate, che loro là le passa momenti agradabilissimi, con gli amici, con i colleghi, impara tanto, no? Mi è vero? Proprio così. Giusto, per menzionare allora che le ieri, giorno 3, ecco. E il giorno 8 di dicembre, che è domani, allora è il giorno nazionale della famiglia. E allora tutto che deve vedere. Voglio dire qualcosa dell'importanza della famiglia? Ancora mia proprio dire tanto. Allora la famiglia, cosa che vuole la famiglia? Rispettarsi, giutarsi, volersi bene, ecco, proprio così. Tante famiglie che lavorano insieme, anche fra dei, e non di per l'altro noi si guarda più, o se no noi si vuole più bene, o un va a stare distante. Olha só, eu vou até falar em português. Isso é muito importante. Prestem bem atenção vocês também que estão aqui. Escolha uma pessoa que você gosta e que não mora contigo. Pense numa pessoa que você gosta, que é da família ou um grande amigo e que não mora mais contigo, certo? Que foi morar longe ou nem tanto. Agora pensa, quantos minutos ou horas você passa com essa pessoa durante um ano? Ok? Muito bem, então faça o cálculo lá. A pessoa que eu escolhi é o Tony, o Beppe e a Maria, E eu gosto muito dessa pessoa, ela não está mais comigo. Eu fico com ela num ano, quantos minutos ou horas? Então, agora faça o cálculo assim. Quanto eu vou viver, ou essa pessoa vai viver? E juntos, nós vamos ficar quanto tempo? Somado os anos que ainda vocês vão viver. Tu vai ver que não é nada. Não é nada. Às vezes você fica anos e anos sem ver uma pessoa. E dopo il dì che il muore, allora un dì intero là intorno. Pianta, portafiori e tal. Então já é tarde. Pensar que em vida a gente lembrar dessa pessoa, chamar essa pessoa, dar os parabéns para essa pessoa, né? Ou ficar momentos juntos, né? Agradáveis, né? Momentos. Così tanto. Di Marostica, di manca il giorno da Immacolata Conceição. Opa! Sì, anche quella. E anche, non poderia essere di menzionare, che di manca il metatin in medo
Ele fa 21 anni. Ma piccinino. E sarà sempre Tatini, non sai come che lei. Ecco. Sempre Tatini. Allora 21 anni Artur Di Man il fa giorno di Immacolata Concezione. Io sapevo chi che è morto? Chi? Ayrton Senna. Do Brasil. Sapei, no? Sì. Solo per domandare, vi sapeste che l'è Ma morto? l'idea che le dio resuscitarlo, ma è tanto tempo che l'è Ma morto. l'è tempo che lui è morto, no? Sì, primero de maio allora, di non so quanti. Josiele dico che ride lui là. Quanti anni è lo che è morto Ayrton Senna? Le anni, no? 90. Allora, quando sei morto Ayrton Senna, ascolta bene, già vi ho parlato di Ayrton Senna, famoso, automobilista, no? Motorista, bravo. Ayrton Senna morreu e adivinha, foi pro céu. E dovina chi che il gacca sta là del paradiso. Il paradiso. Non ho neanche idea. San Piero. San Piero! E gacca sta San Piero, prima. Barba lunga. San Piero, o guarda cosita, o guarda. O fissa, sì, ciò. Cacciato. Il gadito così. Sì. Gadito, ma ti, sito mia. Guarda, che te guarda. Ayrton Senna. Sì, il gadito. Mi son Ayrton Senna do Brasil. Ha fatto questione di dire che era del Brasile. Sì, Ayrton Senna do Brasil. Pô, che meraviglia, gadito. Ma ascolta, perché il paradiso è relativo a pensare in paradiso. Ascolta bene, vi spiego. Come relativo? Ascolta bene. Il gadito così Ayrton Senna da Silva. San Piero che ha detto, nome giusto su di lui, Ayrton Senna da Silva. Proprio che ha detto, ascolta, ti te na ilha Angra dos Reis. San Piero che ha detto, sì, che ha detto. Ayrton Senna, sì. Allora, sul vede tutto. Ti una quadra di tennis con un giardino, con un bosco, un estiramento. Sì, ha detto, sì. Oh, maraviglia. Te che è una praia particolare, mia praia particolare. A te che è un jato esecutivo, un avionetto che te viene qua in ando che te vuol tuo. Sì, che dice, pagare milioni. A te che è anche una fazenda in Tatuí, una grande fazenda Tatuí. A te ci paghi 1.200.000 cada volta che te tendei correre. Una prova, la carriera. Ma sarà che passa che tutte che informazioni lì a San Piero? Ma San Piero sa tutto, no? Ti giri di star a Monaco. Ma sì, ti avevi appartamenti in Parigi. Ma signor. Ti avevi una famiglia che era azionista della Audi del Brasile. Ma che forma. San Piero sapeva tutto A te che innamorava la Sciuscia, Adriana Galisteo e tante altre donne, attrici famosissime. Sì, ha detto anche a quella. Ben San Piero che ha detto, guarda, vieni dentro, ma guarda che te vai a cattare il paradiso. Una merda, Perché la vita che il aveva che oh no Marco? No, ma gente. In quella stasera vengato così intera. Ascolta, mi ringrazio. Qua vieni Marco Ghetto, vieni qua tutti che stiamo tutti qua. Ringraziamo quei che mi ha visto. Da dove mi vedi lì? Mi ha visto. Compartilhare città che mi piacesto, Tanto piacesto. E lo intacca? Maracaju, Lucas do Rio Verde, Bento Gonçalves, Marau, Ajuricaba, 4 Rio Grande do Sul, Rolante, Sarandi, Formosa, Assis, Chateaubriand, Antônio Prado, Liberato Salzano, Xaxim, Coronel Pilar, Canoas, Montebello do Sul, Sorriso, Palmitos, Erechim, Veranópolis, Canarana, Mato Grosso, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Coronel Vivida, Arujá, Garapuava, Vila Maria, Lages, Planalto, Não Me Toque, Davi Canabaro, Ipumirim, Nova Brécia, Alto Feliz, Nova Trento, Sananduva, Siríaco, Itaipulândia, Esteio, Lajeado, Maracaju, Carlos Barbosa, Brotas, Maximiliano de Almeida, Ribeirão Pires,
Arvoredo e Catanduva. Venante tante che a mia avete sodore, e qui che assisti vede mia, allora immaginati quante città che siete ascolto con altri. Maravilha. Un ringraziamento speciale a tutti gli altri. Ci sono andati bene anche stasera con tanta audienza e poi con i suonatori qua non avevamo parole, vero? Sì. Spettacolo. Ringraziamo la Dilnet, provedore d'accesso a internet, la Migi Plus, ragione per tutte quante le bestie, i stivai Baspan, i meglio stivai del Brasile, ecco, Polivalente, supermercato di Santa Rosa e supermercato Vittoria qua di Serafina, Vodka Raiska e anche la espumante Oremus, che inverdemo un belle poche, fa pregare proprio. A fa pregare, perché bevi un belle poche, te preghi che te piani anche. A loja Spaludo, tudo em um só lugar com pagamento em até 10 vezes, 3 blusas femininas por R$100. Na compra de 2 chinelos da marca Coca-Cola, você ganha uma bag exclusiva. Maravilha. Rede de postos Buffon, cosita. Avemo anche Pian Alimentos, já são para cangati e pesi, e modelo Penei de Bento Gonçalves. Marco, ora che avemo guadagnar na erba mate in coi. Mate vida. Uau. Di sentir tanto parlare sopra questo. Par gente, né? No. Ah, não é mate vida, mate é mate de erva mate. Tomaram chimarrão? Bom. A tutti quanti um Struconasso! Tomaram chimarrão mesmo? Eu gosto. Gostou? Gosto muito. Já tinham tomado antes ou não? Eu sim, eles não, mas... É que tu veio várias vezes pro Brasil? Sim. E na Argentina? Argentina? Mas lá eles tomam o tererê, como é que é o nome que chama? Mate. Tererê. Tererê. É mate frio. Sim. Aqui é mate quente. Melhor. Pior quente. Melhor. Tomou? Sim. Sim, Va bem. Agora, na época da pandemia, cada um com a sua cuia. Pra cá e pra lá, cada um com uma cuia aqui. Cada um tomava a sua cuia. Bem assim. Va bem. Gente, que prazer, que alegria, que gusto da vedere e Valtteri indegnarvi di venire qua a casa nostra a mostrare il vostro talento, allegri, bei, famosi e profissionali della musica. Gaia, sei maravilhosa. Grazie. Come si dice? Un spettacolo. Tendila bem. Mi raccomando, ma Niccolò. Un bellissimo casal, che andei pur de bem, tanto successo che desideremo a Valtteri. E quando tornei in Rio, feve sentire, saremo qua sempre con i bracci verti a ricevervi. Va bene? Grazie. Un buon ritorno, una buona strada e un buon ritorno a casa vostra. Grazie mille. Abbiamo combinato a fare un rocky tuo e anche a fare, può essere la prima natalina? Ok, sì. Rocky o... Natalina depois Rocky. Ok. Grazie, salute, ciao. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, a soar o sino pequenino, abençoa os teus dinos, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pedecino, alegre a cantar. Abençoa Deus menino, esse o nosso lar. Vai, Niccolò! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, a soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pedecino, alegre a cantar.
Feliz Natal! Vomo? A ultima da Gaia. Ultima. Mia musica. Fuori tendenza. Su Spotify non so cosa cercare, ascolto tanti stili in generale, non mi so etichettare, studio il jazz, ma Fossati mi piace da morire, nella vita sono un bel casino, piena di good vibes, posto foto dal giardino, ho i miei riccioli d'oro, la faccia da bambolina, sapessi quanto sono birichina. Il mondo è bello perché vario, ma non è sempre vero, tu mi guardi in modo strano, ma è soltanto perché ho scelto di non essere un gregario, sono fuori tendenza, fuori provincia, sono fuori dal tunnel delle contraddizioni, indecisa se scegliere tra il bene e il male minore, sono fuori di senno come un balcone sotto il diluvio, sono niente da fare, sono fuori tendenza, ma che ci posso fare, sono nata male, dimmi cosa fare almeno tu. Aia, non ho nulla di rifatto, Gaia, ti puoi sognare il successo dell'artefatto Achille, l'oro, Ugo, Lamborghini, sfere e basta, va, un po' di competenza non guasta, un botto d'amici mi hanno detto cosa è giusto che vada fatto, Pokémon d'accordo, una melodia da fischiettare, infischia non hai contenuto, sesso, droga può funzionare, tu sei un cantante, limitati a cantare, se sei un cantautore tira a campare, il mondo è bello perché vario, ma non è sempre vero, tu mi ascolti in modo strano, ma è soltanto perché canto spesso fuori dal tuo coro, sono fuori tendenza, fuori provincia, sono fuori dal tunnel delle contraddizioni, indecisa se scegliere tra il bene e il male minore, sono fuori di senno come un balcone sotto il diluvio, non c'è niente da fare, sono fuori tendenza, ma che ci posso fare, sono nata male, ho il mio ideale, le cose di tendenza, parli tu. Obrigada! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.